notte è stata sanificata via Torresino, getti di acqua e disinfettante sono stati spruzzati sui marciapiedi antistanti l'asilo notturno diventato focolaio di Covid dopo la positività di un ospite ricoverato al reparto di malattie infettive. All'interno della struttura per senza tetto si trovano 39 persone, tutte positive, che sono seguite dalla cooperativa COSEP. Nella notte l'amministrazione comunale ha provveduto a sanificare anche le strade vicino all'asilo, in particolare i luoghi in cui i senza tetto contagiati erano soliti stazionare durante la giornata. Nelle scorse ore sono stati sottoposti a tampone anche i restanti operatori della cooperativa che si tornavano nella gestione degli ospiti e tutti sono risultati negativi, quindi al momento l'unico positivo rimane l'addetto alle pulizie. Il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 Euganea ha deciso di eseguire il tampone anche a 22 operatori in servizio alle cucine popolari di via Tommaseo che sono state frequentate da alcuni ospiti dell'asilo notturno del Torresino risultati positivi. In queste ore intanto è iniziato il trasferimento di alcuni dei senza tetto negativi che erano stati provvisoriamente alloggiati dal comune nell'ex scuola Gabelli della Stanga. Alcuni di loro troveranno presto posto nelle strutture messe a disposizione dalla Caritas della diocesi di Padova. Nel frattempo il cluster all'interno dell'asilo notturno ha creato polemiche all'interno del consiglio comunale. Il consigliere d'opposizione Ubaldo Lonardi ha inviato subito un'interrogazione al sindaco di Padova Giordani per chiedere spiegazioni sulla gestione degli ospiti all'interno della struttura e auspicando che vengano eseguiti i tamponi anche ai residenti delle abitazioni che sono limitrofe all'asilo notturno.